Sono Gina di Apicoltura Marangon Alessio e abbiamo creato questo apiario del benessere per promuovere e far conoscere il mondo delle api a tutte le persone. Il nostro apiario del benessere è una casetta in cui ci sono collegate 7 arnie e con una griglia in comunicazione proprio con la casa al suo interno. Le persone che sono interessate possono entrare all'interno della casetta in sicurezza e poter usufruire del profumo e del ronzio delle api che creano un benessere psicofisico all'uomo. All'interno della casetta chiusa e sigillata, e quindi voi sarete protetti e sarete al sicuro, potrete ammirare l'ambiente circostante, che è un bosco di famiglia in mezzo alla natura Polesine e Camerini, e in sicurezza potreste vedere le api che lavorano, che vanno avanti e indietro succhiando il nettare dei fiori, ma potrete anche rilassarvi con delle poltrone che ci sono poste all'interno e poter assaporare questo profumo e questo aroma di miele e di propoli e il ronzio delle api, l'Api Sound, che è proprio un benessere per il fisico e per l'anima. Noi facciamo parte dell'Associazione Italiana di Apiterapia, che sta cercando di diffondere l'uso di questa medicina alternativa, insomma, insieme alla medicina vera e propria, e quindi l'uso di tutto quello che deriva dall'arnia, dall'alveare, insomma, quindi la propoli, la cera, il miele, per cercare il benessere dell'uomo proprio attraverso quello che creano le api. La propoli è un antibiotico naturale, le api lo usano proprio per sigillare l'alveare e quindi creare un ambiente antisettico all'interno dell'alveare, e quindi anche per l'uomo questa sostanza è una resina che disinfetta, per cui emana anche profumo, perché le resine degli alberi emanano proprio un profumo balsamico, per cui all'interno dell'arnia voi potreste annusare questo profumo che si sente veramente, si sprigiona dentro alla casetta. La cera e il miele sono tutte sostanze ricche di oli essenziali balsamici, per cui il profumo che si emana all'interno è un profumo proprio che crea benessere, e il miele fluidifica le vie respiratorie. In realtà l'apiterapia è una filosofia, diciamo, ancora in via di sviluppo, e noi vogliamo far conoscere il mondo delle api sia attraverso la didattica, quindi le visite guidate della nostra casetta con bambini, gruppi di persone interessate, quindi noi apicoltori possiamo aprire l'arnia in sicurezza con la nostra tuta al di fuori, mentre le persone all'interno in sicurezza, senza l'uso di nessuna tuta, vedere noi che apriamo l'alveare, quindi vi facciamo vedere la peregina, vi facciamo vedere i fuchi, che sono i maschi, tutto il telaino, il miele all'interno del favo, insomma, il polline che c'è all'interno delle cellette, tutto quello che è il mondo proprio della casetta. Questa casetta noi l'abbiamo pensata per tutte le persone che hanno voglia di stare a contatto con la natura incontaminata. Naturalmente il Delta del Po è un posto dove ancora fortunatamente siamo circondati da zone incontaminate all'interno del nostro parco, che non sono ancora state esplorate da tutti, e quindi questa casetta è un modo per stare a contatto con la natura diretta, perché siamo all'interno di un bosco, quindi si sentirà il fruscio degli alberi, il vento tra le foglie e il ronzio delle api, ma anche il volo di altri animali, uccellini e farfalle. Quindi tutti quelli che amano la natura e il contatto con la natura è l'ambiente perfetto, insomma, perché si può sfruttare questo benessere che la natura ti dona.